Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Schifani ci ripensa, subito le nomine nella sanità. Le polemiche sulle nomine della sanità e il fastidio crescente dentro Fratelli d'Italia e una parte di Forza Italia per le continue campagne acquisti della DC di Cuffaro hanno convinto il presidente Schifani che non si può più rinviare la nomina dei direttori generali e delle altre figure dirigenziali di ASP e ospedali. Il governo procederà quindi alle nomine entro la scadenza. La precedente proroga, spiega una nota del governo, si era resa necessaria perché la commissione per la selezione dei candidati non aveva ancora concluso la procedura. Adesso il governo può invece rispettare i tempi per le nomine affinché i prescelti siano al più presto nel pieno delle loro funzioni. 13 milioni di presenze turistiche in Sicilia nei primi 6 mesi dell'anno. Incremento delle presenze turistiche in Sicilia del 5,8 nei primi 9 mesi rispetto allo stesso periodo del 2022, grazie soprattutto all'effetto trainante degli stranieri che scelgono le bellezze dell'isola per le loro vacanze. Sono i dati forniti dall'assessore regionale al turismo Elvira Amata nel corso di una conferenza stampa. I numeri, seppur provvisori, rilevano ben 13 milioni e 400 mila presenze con un incremento del 18,7% delle presenze straniere. Fitto convoca il tavolo sui fondi per Lampedusa. Quando la Meloni promise una seria compensazione per Lampedusa, costretta a subire il continuo flusso di migranti, in pochi ci credevano. E quando furono appostati a questo scopo ben 45 milioni nel decreto Sud, allo stupore si unì la perplessità degli scettici. Ieri però Fitto ha già tenuto la prima riunione per definire un piano di interventi urgente per l'isola. Si iniziano a intravedere i fatti. Si prevedono una serie di interventi di tipo infrastrutturale e di opere di urbanizzazione primaria utili a migliorare le condizioni dell'isola. I carretti siciliani al Columbus Day. 2 giorni fa a Manhattan si è celebrato il 79esimo Columbus Day, il cuore della cultura e tradizione italiana negli Stati Uniti. Una lunga sfilata di quasi 50.000 italo-americani davanti a oltre 1 milione di spettatori lungo la Fifth Avenue a bordo di mezzi di trasporto italiani, dalla Maserati alla Vespa Piaggio. Ma c'erano anche, sfilavano insieme, numerosi carretti siciliani che hanno ottenuto un enorme successo di pubblico. 570 cacciatori al lavoro per contenere i cinghiali. L'obiettivo è il contenimento della fauna selvatica e la prevenzione delle epidemie, a partire dai cinghiali che tanto danno determinano al territorio e agli insediamenti agricoli. La regione siciliana ha formato con appositi corsi e abilitato 570 cacciatori addetti, quando serve, al controllo numerico dei cinghiali. I corsi di abilitazione sono stati completati in tutte le province. La parte teorica in modalità a distanza e quella pratica nei poligoni. Nasce la strada delle città della ceramica, da Santo Stefano di Camastra a Monreale, passando per Collesano, Burgio, Sciacca e Caltagirone, le 6 città siciliane della ceramica, lungo una strada ideale che riunisce le loro 250 aziende, 2.000 addetti e un fatturato da 100 milioni l'anno. Facciamo squadra, dice Francesco Re, vicepresidente nazionale delle città della ceramica e sindaco di Santo Stefano di Camastra, per programmare insieme sviluppo, marketing e promozione. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.